Eccoci qui pronti per un'altra puntata da Corte Santa Maria con Giovedì a Corte. Oggi due ospiti per noi e per voi, Andrea Giordo DS della Handball Sassari e coach Luigi Passino. Noi ci vediamo tra pochissimo, che iniziamo subito, restate con noi. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Eccoci qui, coach Luigi Passino e Andrea Giordo, DS della Raimond Handball Sassari. Ho detto bene, Andrea? Giustissimo. Benissimo. Allora, parliamo di pallamano, ma oggi parleremo di sport in generale, perché ci sono stati degli appuntamenti del weekend scorso importantissimi, ma noi siamo qui con i massimi esponenti della Raimond. Eccoci qua. Allora Andrea, parto da te, direttore sportivo, la Handball Sassari. La storia di questi ultimi 2 anni è una grande storia, oltre alla storia insomma che ha sempre avuto questa società, però negli ultimi 2 anni, vai, cosa è successo? Siamo rinati, ecco, Okay. Questo è il termine più giusto. 2 anni fa ci siamo ritrovati con i vecchi storici compagni di squadra con cui abbiamo diviso tantissime stagioni insieme. Si è prospettata la possibilità di, con un titolo sportivo lasciato dal Perfugas, di potersi iscrivere al campionato di A2. Per noi è stata assolutamente una nuova sfida, l'abbiamo accolta con grande entusiasmo. Sono stati 2 anni ricchi di soddisfazioni, ma anche di tanti cambiamenti. Si è partiti ovviamente con l'idea di ritrovarsi con i vecchi amici, i vecchi compagni di squadra, Sì. con il solo obiettivo del divertirsi, passare del tempo insieme. Poi diciamo che l'appetito è venuto pian piano e adesso siamo qua a raccontare quello che è una bellissima avventura ai 2 anni. Con quest'ultima stagione che è un grande successo, no? Che ci ha riconsegnato ai massimi livelli della pallamano italiana, e siamo pronti appunto a affrontare questa nuova sfida con estrema fiducia ed entusiasmo. Serie A1, possiamo dire, Serie è la A1. massima serie della pallamano in Italia. La Raimond è tornata, è mai stata in Serie A1? Scusa, ti faccio questa Questa è una domanda. nuova società, è una ok. società che esiste da 2 anni. Il vecchio gruppo certo, sassarese sì. ha fatto tanti anni di A1, diciamo non negli ultimissimi anni, ma forse l'ultima esperienza, il coach si ricorderà meglio di me, forse 4 anni fa. Nel 2014. Con un'altra società. Questa è una società nuova tra virgolette, perché poi la Handball Sassari è la prima società storica di Sassari che nel 1977, ma qua il coach Poi ci dirà. che è stato protagonista Sì. potrà dirci molto di più, aveva iniziato appunto nel calcare dei palcoscenici importanti. E infatti ieri, quando abbiamo un po' chiacchierato al telefono io e te, Andrea, a me hai detto una cosa interessantissima, a parte che abbiamo il coach che è stato forse il primo esponente che ha portato la pallamano in Sardegna, giusto? No, non è così. Non voglio Non vuoi prendere prendermi i meriti, però di sicuro io con mio fratello e con tutto un gruppo Sì. di amici che poi sono diventati soci fondatori di questa squadra, siamo stati pionieri, perché
grazie al professor Piero Cuccu, Ermanno Iaci e Gigi Santoru, nel 1977 siamo stati gli artefici del primo campionato nazionale di pallamano e si giocava nella piazza di Sassari. Questo mi ha detto appunto Andrea, ma come si giocava in piazza? Come si giocava? Si giocava... Coach, ce lo spieghi. Ogni domenica ci alzavamo presto, andavamo alla scuola media numero 2, rubavamo le porte, no, veramente avevamo il permesso di portarle, le portavamo in piazza, transennavamo con qualche transenna che ci dava il comune di Sassari, mettevamo dei cordoni, all'ora dell'aperitivo giocavamo lì nella piazza che si riempiva di 3-4 mila spettatori per ogni partita, per cui la pallamano in quegli anni, parlo agli albori nel 1977, 78, 79, poteva contare su un pubblico di 3-4 mila persone. Tutta la gioventù di Sassari, ma non solo la gioventù, ma anche le famiglie che andavano a farsi la passeggiata, che andavano a prendersi le paste in pasticceria d'Agnesa, che era lì all'angolo di Via Roma, eccetera, si fermavano a vedere la pallamano e noi avevamo tanto pubblico, tanto richiamo pubblicitario e c'era un bel boomerang di ritorno per il nostro sport. Allora, non sarà quello che ha portato per primo la pallamano a Sassari, come hai detto tu, però sei l'unico che ha vinto 2 scudettini in campo femminile, o sbaglio? Sì, è vero. Quindi questo lo possiamo dire. Quello è arrivato dopo. Dopo, quando è iniziata la tua carriera da coach, giusto? Sì, dal punto di vista dei risultati ho ottenuto tanti buoni risultati a livello femminile, che ho vinto anche 3 Coppa Italia, ho fatto un quarto di finale di Challenger a livello europeo, cosa che per una squadra italiana non capita tutti gli anni, anzi è una cosa molto rara, ma ci tengo anche a precisare che anche a livello maschile per tanti anni con 3-4 società diverse siamo saliti dalla B alla A, dalla A2 alla 1, ho vinto le uniche 2 promozioni dalla 2 alla 1, le hanno fatte tutte sotto la mia guida, per cui sono molto contento, mi fa piacere, vuol dire che questo sport quest'anno si prova, quest'anno non diciamo niente, ma poi ne parliamo della squadra delle salire cose. Di più non si può. Senti Andrea, parliamo un pochino di regole, un attimino, questa pallamano per gli amici che magari non la seguono e che magari da oggi iniziano un po' a incuriosire. Certo. Voi innanzitutto giocate al Palasantoro, quindi si può venire al Palasantoro. Ok, ingresso libero. Quindi già ingresso libero. Siamo tra i pochi che non fanno pagare il biglietto di ingresso. Abbonamenti annuali, no, niente. Assolutamente, noi vogliamo che la gente venga, e per noi è un ulteriore stimolo proprio per cercare di coinvolgere il più persone possibile. Ok, si gioca in quanti? Vai. Si gioca le in regole 7, basilari, 7 contro 7. Si gioca in 7, un portiere, 6 giocatori di campo e vince chi picchia di più gli altri. No, scherzo. Bisogna fare gol. Bisogna fare gol con le mani. Ci sono determinati ruoli, 2 ali, 2 terzini, un centrale. È un pivot. È un gioco anche molto tattico, c'è tattica, tecnica. Però la bellezza di questo sport è che in realtà è molto facile come imprinting iniziale, tant'è che ha qualità motorie come il correre, il saltare, l'afferrare, il lancio della palla e il gol. Si abbina anche la presenza dell'avversario, eccetera. Il gol ha un suo fine molto motivazionale, per cui chi lo pratica si diverte molto di più che andarlo a vedere, anche se noi in Italia siamo un po' indietro, però che si sappia che è il secondo sport dopo il calcio che è più visto al mondo dal punto di vista televisivo ed è lo sport che ha più contatti come pay tv, come attività di questo genere, per cui è uno sport molto visto soprattutto in nazioni europee come Germania, Francia, Danimarca, Norvegia, sono anche Spagna, più forti queste che mi stai dicendo, e sono le più forti in assoluto. In Europa si gioca la pallamano più forte, poi c'è qualche realtà come può essere il Brasile o la Cina, eccetera, però la pallamano vera si gioca in Europa. Benissimo. Grazie per questa precisazione, non sapevo questa cosa dello sport il secondo più visto al mondo. Più visto al mondo, ragazzi, bisogna andare a Palasantoro, ve lo dico prima.
Dal Palasantoro un attimino qua dal nostro palchetto vi volevo portare a vedere una cosa. È stato un weekend di eventi molto importanti a livello sportivo. Il primo, lo sappiamo tutti, è la grande prestazione della Dinamo Sassari, che domenica è andata in Piazza Italia a salutare i tifosi dopo questa grande stagione. Per noi c'era Ico Ribichesu di Sardegna Dies con il nostro Cesare Donati. Vediamo il servizio. Ieri un'altra finale con un esito differente, però continuiamo a dircelo e a ripetercelo, noi siamo super soddisfatti. Avere un altro scudetto sarebbe stata una cosa straordinaria, però è anche vero che certe sconfitte sono sconfitte che sono vittorie in realtà, perché la Dinamo va in una coppa più importante, farà la Supercoppa, ritornerà ad avere una squadra ancora competitiva l'anno prossimo, ha trovato un allenatore che ha valorizzato tutti gli italiani, che ha valorizzato tutto il roster e il banco ha rinnovato per altri 3 anni, quindi mi sembra che la stagione sia diventata veramente straordinaria, comunque anche perdendo la finale scudetto. Ormai sardo adozione, l'emozione dello scudetto è incredibile, ma anche questa di stasera. No, fantastica, insomma questa emozione non ci si abitua mai, un abbraccio dai nostri tifosi così è qualcosa di unico e particolare, insomma siamo contentissimi, niente, adesso stacchiamo un attimino la spina e poi ci ributtiamo subito nella prossima stagione dove proviamo a tornare in finale per rigiocarci lo scudetto. Il nostro Pazzi! Più che un saluto è un arrivederci, tra qualche settimana si rinizierà. Sì, abbiamo vissuto delle emozioni incredibili, come dicevo prima, vivevo in un'isola fantastica come Formentera e sono stato catapultato, però vivevo come un balordo, nel senso che ormai pensavo di aver dato tutto quello che avevo alla pallacanestro e che la pallacanestro non avesse più bisogno di me. Pensavo che comunque non ci fosse nessuno che credesse in me, invece Stefano è stato santo a credere che potessi fare ancora qualcosa di buono. Poi ho avuto la grande fortuna di capitare in un posto come questo, con dei ragazzi come questi, con una società come questa, e immeritatamente oggi mi trovo qui a festeggiare. Tra l'altro è clamoroso il fatto che, pur non avendo vinto, la piazza fosse piena. Questo secondo me la dice lunga su... A proposito di crescere dal punto di vista sportivo, no? Oltre la vittoria. Assolutamente vero, questo è un insegnamento per tanti. E poi insomma, sei arrivato qua 4 mesi fa con un gatto, una PlayStation, adesso vai via con 12 figli. È vero, vado via con 12 figli, una Coppa Europea, 22 partite vinte, una finale scudetto, una semifinale di Coppa Italia. Devo comprare una valigia più grande. Ciao Poz! Ciao! Grande Dinamo, grande Poz, quando vi vediamo a voi in Piazza Italia? Speriamo presto? Non a giocare come una volta, dico, in questa situazione qua. Senti Andrea, tu sei anche fisioterapista all'interno dello staff della Dinamo, sì, giusto? Sì. Quindi hai vissuto tutta questa l'ho vissuta, grande avventura di quest'anno. Sì.
Per me è assolutamente un onore essere all'interno di una realtà come questa, perché da dentro si può vedere che macchina quasi perfetta sia stata creata, si vede da fuori fondamentalmente il risultato sportivo, però quello che c'è dietro è tanta roba, veramente c'è un lavoro pazzesco e qualche volta in maniera così un po' maligna sono anche accusato del fatto ma voi copiate molto alla Dinamo. Ma io lo dico apertamente, per quale motivo non bisognerebbe prendere spunto dalle realtà così, cioè devi essere bravo a cercare di prendere le cose belle, le cose positive da chi è più bravo di te, e via. Come a scuola, quando andavi a scuola copiavi da quello che andava meglio, non da quello che andava peggio. Ok, coach, questo coach Pozzecco è un po' fuori dagli schemi, c'è qualcuno nella pallamano come... Ma non lo so, a me piace molto perché dal punto di vista umano riesce a creare un feeling importantissimo con i giocatori che quando entrano nel campo giocano col coltello tra i denti, uno per l'altro, e questa sarebbe l'ambizione di tutti gli allenatori. Lui ci è riuscito, è stato molto bravo, è un allenatore molto emozionale e probabilmente credo che col tempo questa sua caratteristica riuscirà a limarla e secondo me tendenzialmente diventerà ancora più bravo. Ancora più bravo, bene. Allora, noi andiamo avanti invece, come vi la cavate con sagre, feste, appuntamenti in Sardegna? Vi piacciono? Le frequentate? Ogni tanto? Qualcosa. Allora vi inizio a dire 2 o 3 eventi di questo weekend. Partirei da Mamoiada, dal 28 al 30 giugno c'è Mamu Mask, abbiamo anche la scheda dalla regia, eccola lì, è il festival delle maschere che non mira solo ai carnevali barbaricini e tutto, ma coinvolge anche con spettacoli, convegni, laboratori e buon cibo. Insomma è un grande appuntamento a Mamoiada, Mamu Mask. Poi continuiamo sempre dal 28 al 30 giugno. La birra è gradita a voi? Dopo le partite magari? Sì, è gradita. Ce la fa portare, ai ragazzi la fa portare poco negli spogliatoi, dopo la partita però... Concede, soprattutto coach, se si concede. vince. Oh, meno male. Sì, perché la birra è come il vino, fa squadra. Se è assunta nelle moderate quantità e nei momenti giusti è perfetta. E allora guarda, vi dico, a Cagliari c'è Isola Birra, sempre questo weekend, dal 28 al 30 giugno. Il festival è delle birre artigianali alla sua 8ª edizione. Poi ovviamente c'è anche da mangiare, che con una buona birra c'è sempre anche un po' di food. Prima di mandare 2 consigli pubblicitari, è arrivata proprio in questo momento, prima quando c'era il servizio della Dinamo, una segnalazione da Giovanni che ci ricorda anche lo Sciardana Rally Day il 29-30 giugno. Rally, macchine, continua lo sport quindi automobilistico, è un rally che si disputa in Alta Gallura, Anglona e Bassa Valle del Coghinas. Ci segnala Giovanni anche il sito con tutte le informazioni, www.sciardanarelli.com. Ok? Allora ci facciamo una piccola pausa, ci rinfreschiamo un po' da questa giornata tipicamente invernale sassarese e noi guardiamo 2 consigli per gli acquisti e poi siamo sempre qui nella nostra ghiacciaia di Sassari. Ok? Va bene coach? Benissimo. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobek e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino.
una meteora. Rieccoci qua, allora stavamo appunto parlando con coach Passino Luigi che infatti la domanda che volevo fare ad Andrea come DS, si sta costruendo la nuova squadra. Adesso io stavo parlando col coach, magari non so se avete visto, però la domanda la faccio al DS, va fatta, insomma, nuovi elementi su un gruppo già solido? Sì, Questa è un po' la filosofia? Assolutamente, rimane lo zoccolo duro dei ragazzi locali, dei ragazzi sassaresi. Rispetto alla scorsa stagione abbiamo, ci siamo assicurati le prestazioni di qualche giocatore professionista in più. L'anno scorso avevamo 4 giocatori esterni a Sassari, quest'anno ne avremo qualcuno in più, nei ruoli dove ritenevamo di dover intervenire. Stiamo cercando di allestire una squadra competitiva, dirti... È arrivato già qualcuno, insomma, qualche nome, qualche cosa ce lo puoi dire? Ad oggi hanno firmato Riccardo Stabellini, è stato il primo ad aver accettato il nostro progetto, giocava nel Conversano la scorsa stagione, lui è un giocatore italiano molto molto bravo nel giro della nazionale, sicuramente un punto fermo per la 1 già da tanti anni, quindi andiamo sull'esperienza, sul garantito, poi un'esperienza, ma è un ragazzo giovane, è un ragazzo giovane, è giovanissimo, okay. Del 94, ha 25 anni, però ha già forse 8-9 campionati di A1 sulle spalle, e gli ultimi proprio da protagonista. Un altro ragazzo interessantissimo che abbiamo selezionato appunto è Giovanni Nardin, classe 2000, giovane, però è già una certezza, ha fatto già 2 anni di A1 come titolare, prima nel Padova, poi nel Fondi, è nella nazionale Under 19 anche lui, e questi sono sicuramente in ambiente, diciamo, tra gli italiani sono i 2 ragazzi. Avete pescato sul mercato italiano, esatto, esattamente. A grandi livelli. Quindi. Un altro ragazzo sempre giovane, di prospettiva, è un ragazzo, un pivot che giocava l'anno scorso nel Camerano, che ha giocato contro di noi, abbiamo avuto modo di vederlo da vicino, ed è un ragazzo lo stesso molto interessante, fortemente voluto dal coach. E poi abbiamo già, diciamo, annunciato l'acquisto di un portiere straniero che è di nazionalità ucraina, anche lui già con un curriculum importante. L'anno scorso ha giocato in Lituania, vincendo campionato lituano e Coppa di Lega. Però quindi, un doublete ha fatto. Sì, esatto. Quindi grandi nomi. Sì, si sta lavorando. E questo mercato e poi adesso... e poi aspetta. E poi abbiamo preso un ottimo centrale che è Bruno Berzic, che è una conoscenza del campionato italiano, ha già fatto tantissimi anni da protagonista in Italia. Ha fatto talmente tanti anni che tutti pensano sia chissà quanto grande, in realtà ha 32 anni, ma ha un'esperienza assoluta. Ha vinto lo scudetto. È lui che ha vinto lo scudetto, esatto. Certo, anche quest'anno? Sì, l'ultimo scudetto? È stato protagonista, è stato protagonista soprattutto di gara 3 col Cassano, che era lo spareggio per fare la finale, e anche con le 2 gare con Pressano ha fatto grandi partite. Ecco coach, questi giocatori ha già in mente come piazzarli in campo, ha già in mente qualcosa o è ancora presto? No, in mente abbiamo tante cose in mente. La bravura del DS è stato che ha preso dei giocatori che peraltro sono anche molto utili, nel senso che Stabellini può ricoprire 3 ruoli indistintamente, senza grosse difficoltà, così anche Berzic, che è un giocatore d'esperienza. Sicuramente il DS non lo dice, ma non abbiamo finito con rinforzare la squadra, perché chiaramente per completare il roster abbiamo delle trattative che giustamente lui sta portando avanti. Noi vogliamo essere competitivi, chiaramente l'obiettivo principale è la salvezza, però non ci vogliamo nascondere dietro il dito come l'abbiamo fatto l'anno scorso, non lo faremo neanche quest'anno. Vogliamo essere competitivi, nel senso che a Sassari noi vogliamo offrire uno spettacolo importante, vogliamo che la gente si affezioni al nostro club, vogliamo che Sassari vada orgogliosa di noi, e per cui veramente noi faremo di tutto per creare un gruppo di persone che stanno all'interno della squadra molto bene, molto contente di starci, che vogliono combattere, che vogliono lottare,
che vogliono dimostrare che tutto il lavoro che noi facciamo fuori dal campo, poi in campo si trasforma in vittorie e in prestazioni buone e positive. Bene, molto bene, molto bene. Quindi il mercato continua ancora, giusto? C'è ancora la finestra aperta e vediamo un pochino che cosa succede. Anche il mister è qua che attende, il DS da qualche no. Il mister Vabbè, c'è il vostro lavoro, il vostro rapporto, certo, insomma, certo. Vedremo che cosa capita. Sentite, allora continuiamo un attimo. Io ho delle comunicazioni di servizio da fare velocemente. Allora ricordiamo che qui a Corte Santa Maria continuano le promo motivi, quindi da Claire e da C-Sport fino a 30 motivi, da Camomilla fino a 40 motivi e anche da Sandro Ferrone e Brums fino a 50 motivi. Poi anche Piazza Italia continua la promo, ogni 5 euro spese si ricevono 5 euro di buono e altra cosa che vi ricordo è che la galleria domenica è aperta dalle 10 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20. Torniamo a vedere due eventini della settimana, del weekend, di questa settimana molto fredda qui in Sardegna, che vedete anche i nostri ospiti sono venuti in giaccavento praticamente, certo. No? Ok. No, questa è la divisa ufficiale, è la divisa da questa campo. È la divisa ufficiale dello scorso anno. Ah, dello scorso quella anno. Di quest'anno arriverà ancora in fase a breve. Vedremo un po' di peccettine in più perché quelle servono, vero? Quest'anno diciamo che vestiremo sardo. Okay. Ok, abbiamo già capito. Un accordo sì, con la EI molto bene. E saranno loro a vestirci. Bene, 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 bene. Allora, torniamo un po', vediamo che cosa abbiamo. Una cosa, sì, un evento molto importante che è proprio venerdì, quindi domani qui a Corte Santa Maria è Mai più sogni spezzati, artisti sardi uniti per l'AIL, è uno spettacolo molto importante con importanti artisti sardi qui da Corte Santa Maria, vi ricordo domani alle 18.30. E poi andiamo a parlare ancora un po' di mangiare. Mazza frissa, come siete messi? La mazza frissa è una cosa semplice ma buona, vero? Particolare, che non si trova da nessuna parte, o però in posti un po' difficili da trovare, non tutti la fanno, ma sicuramente. E la faranno sabato 29 giugno a Priatu, ho detto bene l'accento? Penso giusto, sì, diciamo Priatu, confermiamo. C'è la sagra? La sagra, sì, della mazza frissa, quindi degustazione di questo famoso piatto gallurese fatto con, coach? Adesso non diciamo sciocchezze, io potrei dire qualsiasi cosa, ma direi una sciocchezza. Ok, allora ve lo dico io, panna e farina è la base, sì. Poi si mette il formaggio se la si vuole salata, il miele se la si vuole dolce. L'ho mangiata, salata e dolce. Tutte e due le hai mangiate, Sì, lei non sa cosa c'è dentro ma mangia, è importante le cose buone. E la mangio anche volentieri. Ok, e continuiamo con un'altra, Panafittas, ragazzi, a Nughedu San Nicolò, sagra de Sas Panafittas, cos'è, il 29 giugno, Sempre. Quindi insomma l'antica ricetta base di pane a fette e tutto. E tra l'altro è accompagnato con della pecora in umido, quindi Panafittas con pecora in umido è perfetto per gli atleti, coach. Prima di una gara lo consiglia? Roba leggerissima. Roba leggerissima. Vi ricordo per questo, allora c'è un evento Facebook, Sagra de Sas Panafittas, con tutte le info, anche prima, ricordo tutti gli appuntamenti, anche la sagra della mazza frissa, c'è la pagina Associazione Turistica Culturale Propriatu, e poi continuiamo con invece una rievocazione storica, Sabattalla a San Luri. È una rievocazione storica domenica 30 giugno della battaglia di San Luri, negli stessi identici luoghi dove si svolse la guerra tra aragonesi e sardi, quindi è una cosa, magari si mangerà anche lì, però molto probabilmente, però è una rievocazione storica veramente interessante, organizzata dalla Proloco di San Luri e dal Comune di San Luri. Per saperne di più possiamo andare sulla pagina Sabattalla di San Luri. Abbiamo visto un po' di cose interessanti. Senti, volevo chiederti, prima di andare a vedere un'altra cosina, per quanto riguarda le squadre che quest'anno vi troverete di fronte, come siamo messi? Quali sono quelle forti, quali sono quelle che si può provare a tentare, insomma, come la vedete, insomma? Andrea, l'esperienza dello scorso anno, noi il campionato di A1 ovviamente lo seguivamo, anche se non abbiamo partecipato, è un campionato molto equilibrato, sembrerà una banalità dirlo, però è realmente così. Ci sono delle squadre più attrezzate, Bolzano
ha vinto lo scudetto lo scorso anno, penso che sia attualmente la squadra ancora più attrezzata, la squadra da battere. Beh, quella però, che vince sì, dai, è sempre quella favorita, no? Tantissime altre realtà che comunque meritano assolutamente rispetto. Quindi sarà molto dura. Sì, il Conversano, il Siena che sta allestendo una squadra di primissima fascia, il Pressano, ce ne sono davvero tante. Poi non vorrei neanche dimenticarmi qualcuna, quindi ti dico, è un campionato molto equilibrato. E sarà per noi molto bello comunque confrontarci con queste realtà che negli ultimi anni abbiamo potuto solamente vedere. Comunque l'idea compatta come quella del mister, l'idea è quella, salvezza, ma siamo lì e ce la giochiamo. Questa è l'idea della Raimond. È il primo obiettivo, poi è difficile anche poter dire, perché non essendo un campionato che conosciamo, perché ci stiamo facendo adesso, è difficile poter dire quali sono poi gli obiettivi. L'obiettivo è sicuramente mantenere la categoria. La squadra che stiamo allestendo è una squadra, crediamo, di buon livello. Bene. Tutto ciò che verrà in più, anche questa sembra una frase fatta, ma è così, tutto ciò che verrà in più sarà tanto di guadagnato. Noi ci siamo e siamo ben intenzionati a ben figurare. Benissimo, sentite signori, vi ho detto giornata sportiva, io qui ho da far vedere un altro evento che c'è stato questa domenica, ovvero la vittoria di Simone Piroddu nella lotta olimpica nello stile libero ai campionati europei di Faenza, quindi Simone Piroddu campione europeo nello stile libero, categoria 55 kg, grande risultato per questo giovanissimo sassarese della Polisportiva Athlon Sassari, e noi abbiamo preso il pezzettino finale della finale contro il turco Karavus e ce la vediamo e rivediamo un attimino quei momenti con la voce sotto del mio amico Maurizio Casarola, la voce della Figcam. Riviviamo i momenti di domenica. Simone Piroddu. Secondi. 50 secondi. Passa il tempo, sempre in vantaggio di 3-0 per Simone. 39, 38, 37, 36, 35. Passa il tempo, guarda, attenzione Simone, attenzione, controlla, 20 secondi. Forza ragazzi, forza, teniamo controllata la situazione. Sì, 'Grande, grande Simone, una grande impresa, campione europeo, cioè abbiamo a Sassari anche un campioncino europeo, o no? Complimenti, Interessante, veramente complimenti. Quindi Sassari sta proprio vivendo in questi, la Sardegna e Sassari in particolare, insomma, tra Dinamo, Simone Piroddu campione europeo, handball, Raimond handball Sassari in A1 e farà bene. E quando inizierà il tutto, te lo chiedo a te Andrea, il campionato? Il campionato ufficialmente è il 7 di settembre. 7 di Noi settembre. abbiamo in programma, in allestimento, un torneo internazionale il 23 e il 24 di agosto per poterci preparare al meglio alla nuova stagione. Dal 7 settembre partiremo, ancora i calendari non sono usciti, non sapremo se in casa, in trasferta. Sì. Comunque Il debutto dove sarà? Il debutto è il 7 settembre, speriamo in casa, così. Non sarebbe male. Non sarebbe male assolutamente. Io colgo l'occasione appunto per ringraziare tutte quelle aziende che ad oggi
hanno permesso la realizzazione di questo. Abbiamo parlato di tutto, abbiamo parlato sì del fatto che siamo stati bravi, siamo stati coraggiosi, però se non ci fossero state le tantissime aziende che ci hanno sostenuto, tutto questo non sarebbe stato assolutamente possibile. Ovvio, certo. Raimond è il nostro main sponsor, è quello che ha creduto in noi per primo quando abbiamo prospettato il progetto, ma tantissime altre realtà hanno appunto sposato il nostro progetto e questo per noi è di vitale importanza e ripeto, veramente un ringraziamento a loro e niente. Tutto... Benissimo, hai detto il 7 settembre il campionato, 7 settembre se si gioca in casa al Pala Santoro, dovessimo seguire le partite della Raimond, c'è qualcosa sul vostro sito? Saranno sempre in diretta in live streaming su Directa Sport, sono nostri partner ormai già da 2 anni, verranno poi condivisi ovviamente anche sulla nostra pagina Facebook. TCS quest'anno dava in replica anche il lunedì la trasmissione, la partita. E poi vediamo anche in base al calendario nazionale, la federazione aveva chiuso degli accordi con Sport Italia, quindi è possibile anche che quelle 2, 3, essendo nella massima categoria ci sono anche questi accordi. Anche su Sport Italia. Comunque noi rimaniamo Pala Santoro perché si vuol vedere lo spettacolo quello bello all'arena, proprio così, o dagli amici di Directa Sport che sicuramente ci sono. Signori, coach Luigi, Andrea, io vi ringrazio molto di essere qui. Grazie vi chiedo se è possibile riavervi più in futuro a parlare e vedere un po' questi risultati, questa storica stagione in A1. Grazie a tutti voi, vi ricordo che per rivedere le nostre puntate potete andare sul sito www.sardinianlife.it, se dovete contattarci per qualsiasi cosa la nostra mail è info@sardinianlife.it. Ringrazio Cesare Donati alla regia, Chico Pio alla telecamera e noi ci vediamo giovedì prossimo sempre qui da Corte Santa Maria. Ciao! Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione.